Siamo qui all'82esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Siamo con Alessandro Rack, regista di Lucheli. Io partirei. La storia di Lucheli è una storia che è esistita effettivamente. È epicissima, è estremamente epica, soprattutto nella sua parte centrale, però è una storia che non è molto conosciuta. Quindi una storia che io ho affrontato vedendo il cortometraggio. Come l'hai scoperta tu? Come ti ci sei Non l'ho scoperta io, nel senso la scopriamo sempre per via di qualcun altro, una storia. Ehm, ma Emma Ferulano, Biagio Di Bernardo e Barbara Pierro dell'associazione Chi Rom e Chi No, che è l'associazione che mi aveva commissionato di fare questo laboratorio legato al cinema d'animazione insieme con ragazzi rom, i Sinti e l'Istituto Gallileo Ferraris di Scampia, mi ha detto, avevamo pensato che questa storia, cioè che la vicenda di questo pugile potesse essere interessante e rilevante proprio per toccare tutti questi temi delle minoranze, e quindi io semplicemente mi sono informato, insieme anche con i ragazzi dell'Alto Istituto Galileo Ferraris abbiamo approfondito l'argomento, la storia di questo pugile, che tra l'altro è una storia ancora più consistente. Così io dovevo realizzare un corto di 3 minuti, quindi una cosa piccolina, quindi ho dovuto anzi calibrare e cercare di tagliare il più possibile su degli elementi interessanti e coerenti, ma la storia in realtà del pugile Ruchelli ha tante altre cose da raccontarsi. Allora, parliamo un attimo, del progetto sociale dietro al progetto cinematografico. Se ti va di mostrarcelo anche brevemente, come ti sei trovato a lavorare con i ragazzi. Certo, no, diciamo l'idea era quando Emma Ferulano mi ha proposto questo laboratorio, io ho detto subito sì, perché mi fa piacere il fatto di potermi attivare su delle realtà più giovani, e magari anche su questioni più dimenticate di minoranze come quella dei Rom, quindi ho detto subito sì. Mh-mh. Ehm, di base non è che era un liceo, diciamo, artistico, oppure un liceo già che aveva esperienza di animazione, o ragazzi che già avevano a che fare con qualcuno di loro molto capaci a disegnare magari, però diciamo non c'era l'esperienza di animazione. Quindi l'idea era fare un laboratorio semplicemente per dargli delle basi di come si può fare l'animazione, sai, di un inizio di possibilità del fare l'animazione. Poter discutere di un argomento storico, approfondirlo insieme, perché io non sono uno storico, quindi fa piacere anche a me cogliere l'occasione per approfondire un momento, e cercare di imparare assieme a raccontare una storia. Sì. E la faccenda deve rimanere lì, cioè nel senso arrivare a un elaborato finale per dimostrare anche da un punto di vista ministeriale di aver realizzato con determinati fondi un cortometraggio, quindi di aver portato questo percorso a una finalità, a una chiusura, a un compimento, ehm, e la faccenda doveva rimanere lì. Poi il corto è piaciuto, ha smosso qualche cosa e quindi ha continuato un percorso che non ci aspettavamo che potesse arriva. E quindi è stata una sorpresa a Venezia questo cambio di Sì, postura. no, ma tutte sono sorprese. Diciamo che chiaramente la lavorazione vera e propria del corto è stata su base laboratoriale, tutta questa serie di incontri, cercare le immagini, cercare di costruirlo insieme coi ragazzi. Poi la finalizzazione ha dovuto coinvolgere persone, diciamo, professionalmente più preparate, ma per un 2, 3 giorni ho chiamato degli amici e colleghi. C'è Antonio De Matteo che è un attore bravissimo che ha prestato la voce, quindi ha letto il testo che avevamo scri Marco Sica e Wappe Cartò, che sono un gruppo musicale eccezionale a cui ho chiesto il pezzo dedicato a Infiorescenze che fa da colonna sonora al brano. Andrea Scoppetta, che è un mio collega storico e amico, ehm, a cui ho chiesto se mi dava una mano nel finalizzare queste animazioni, quindi nel trasformare in animato quello che erano per lo più, immagini che avevamo trovato, recuperato, prodotto e così via. Ehm, il tuo corto, il vostro corto, è un cortometraggio importante perché parla di una presa di posizione forte, okay? Ehm, ti chiedo come autore un parere su come invece, visto che è un corto molto politico, ti chiedo un parere di come ti vivi questa condizione, politica attuale, senza parlare di argomenti specifici, ma in generale, che al giorno d'oggi la politica si vive in maniera più distaccata, si tende a prendere meno posizione, mentre tu stai parlando di una storia in cui la presa di posizione è fortissima, netta, costa tutto al protagonista, eh. Io penso che il fatto che la politica la si viva con una certa distanza, con un certo distacco, quindi che non si vada al voto e così via, sia qualcosa di forzato dall'alto. Cioè nel senso che si stanno muovendo
per via di poche persone, di pochi artefici internazionali, dei macromeccanismi, le persone si sentono molto schiacciate rispetto a e sentono di non poter determinare con la propria storia di vita, se non in termini di martiri dimenticati. Cosa che probabilmente anche Ruchelli stesso fu al tempo, nel senso è stato un martire, la sua morte è stata certificata solo a distanza di tempo, però lui era riuscito a salire agli onori della cronaca per essere stato il pugile più forte di Germania, nonostante non fosse di razza ariana, la famosa razza superiore dei nazisti. E mm, quindi voglio dire, penso che è una storia datata 80 anni fa, di un periodo buio, mostruoso dell'umanità, sì, e che per questo noi cerchiamo di tramandare perché non si ripeta tutto questo, ma questa faccenda si sta ripetendo. La mostruosità che stanno accadendo dall'altra parte del Mediterraneo hanno la stessa identica matrice. Non importa chi siano gli interpreti sono sempre gli esseri umani che per ragioni religiose, per ragioni etniche, per ragioni territoriali, di interesse, io penso di pochi, perché questa è secondo me la cosa che va chiarita. Sono poche le persone che rovinano il mondo. Io ne conosco tantissime che non lo rovinerebbero, cioè nel senso che non hanno per l'interesse personale bieco chissà quale disponibilità a fare atti terribili. Invece ce ne sono alcune senza scrupoli e quelle poche persone cambiano la faccia al mondo. Spesso purtroppo quelle persone senza scrupoli sono quelle che si accaparrano le posizioni di potere perché appunto sono pronte a tutto per riconquistare e finiscono per rovinare il mondo. La politica, la partecipazione sono fondamentali per cercare di quindi anche il voto, il manifestare il fatto che noi vogliamo essere presenti alle decisioni è una cosa fondamentale perché significa in qualche maniera che non vogliamo lasciare le sorti del mondo nelle mani di persone senza scrupoli che si sono prese le posizioni di potere e di decisione di una realtà. Grazie. E un'ultima domanda adesso, andiamo sul più puramente artistico. Queste immagini pennellate, con le pennellate molto veloci, molto zigzagate, quasi espressioniste potremmo dire senza voler fare paragoni specifici. E la cosa bella, conoscendo il processo dietro, è che so che se avete fatto un primo piano, quel primo piano l'avete disegnato 20 volte, in maniere diverse. E questo è il fatto che ogni volta che lo disegni abbia una leggera smorfia differente, dà una ampiezza di immagine su una singola inquadratura che è una cosa incredibile sul cortometraggio. Diciamo tecnicamente questo corto è fatto con un passo di animazione molto basso. I passi di animazione sono semplicemente il framing, sì, sì. E quindi il passo di animazione significa che per ogni secondo ci sono pochi fotogrammi. Visto che è un'operazione che devo fare in un tempo molto breve, Quanto sono stati? 15? 10? è anche più basso di così. Mi pare sugli 8 fotogrammi al secondo, sì, okay. Chiaramente ognuno viene ripetuto per 3 volte per formare l'idea della proiezione a 24 fotogrammi al secondo, certo. E diciamo questo approccio stilistico è legato anche al fatto che noi partiamo da un materiale che era fotografico oppure materiale di produzione di intelligenza artificiale, perché io ho detto ai ragazzi: "Voi dovete darmi immagini che sanno raccontare queste frasi, quindi producetele come vi pare". Disegni, fotografie, impasti di fotografie, qualsiasi cosa, l'importante è raccontare quel passaggio, sì. Alla fine di tutto questo processo io ho raccolto tutte queste immagini e ho cercato di dargli vita e chiaramente anche di smarcarle da quella che era l'inizio fotografico e di impastarle tra di loro. Quindi l'aspetto pittorico serve anche a mescolare tra di loro dei materiali negli diversi, esatto, corretto. E quindi e anche diciamo quindi omologarli, ma anche dargli un unico taglio stilistico, un'unica impronta stilistica. Il fatto del sentire questo continuo movimento è legato chiaramente alle pennellate, al processo di pittoricizzazione dei fotogrammi, e credo che dia proprio un senso di continua reinterpretazione di quello che vedi, che è la cosa che mi piace. Che è una cosa bellissima, sono d'accordo.